I comuni italiani e veneti l'avevano detto a chiare lettere anche al presidente del Consiglio Craxi, intervenuto in ottobre a Padova all'Assemblea nazionale della loro associazione, l'ANCI. Senza una reale autonomia impositiva e senza un'organica legge triennale sulle autonomie locali, i comuni rischiano il collasso finanziario e la paralisi progettuale a lungo respiro. Concetti di oggi, raccontati in un telegiornale di 33 anni fa. Questo è uno dei temi della nuova puntata de La nostra storia, l'appuntamento del venerdì sera dalle 21:15 ad Antenna 3. Con il sindaco di Asolo approfondiremo questo tema, ma anche il percorso UNESCO della città dei 100 orizzonti, arrivata al secondo millennio senza cambiamenti epocali, rivedendo volti e storie di un'epoca dove la politica era estremamente variegata. Il pentapartito nelle sue declinazioni trevigiane sarà un altro dei temi toccati, guardando le immagini di un vertice quando il sindaco era espressione partitica più che popolare. Infine racconteremo alcune grandi incompiute della città di Treviso, raccontate così in un altro servizio del 7 febbraio 1987. Sì dunque dalle due commissioni al progetto di collegamento di Viale Brigata Marche con Viale della Repubblica. La strada farà anche da importante collegamento tra Viale della Repubblica e la prevista tangenziale est. Tangenziale est, la cui progettazione di massima ha pure ottenuto il parere positivo delle due commissioni. Avrà inizio dalla tangenziale sud, all'altezza della rotonda dell'ospedale, per raggiungere la zona del casello autostradale di Treviso Nord a Lancenigo.